festeggiare insieme i 38 anni di attività dell'associazione. Così il Royal Club Padova ha riunito atleti, familiari e tecnici della grande famiglia del pattinaggio artistico a Re di Mezzo per l'annuale pranzo sociale e la consegna dei riconoscimenti. Un appuntamento che unisce per una giornata tutti gli atleti della società impegnati nelle varie categorie per festeggiare i numerosi traguardi raggiunti durante la stagione, che vede la coppia mondiale Daniel Morandì e Melissa Cominde Candido i veri artefici di tanti allori mondiali nella specialità solo dance. Una società che vanta un palmarès ragguardevole che sforna tanti campioni nel contesto del pattinaggio artistico italiano, grazie all'impegno del suo presidente Sandro Morandì e della moglie Ezia Signorini, preparatore tecnico federale. Il risultato agonistico è importante, ma quello che dico sempre ai miei ragazzi è che più importante è il percorso che si fa tutti insieme, lavorare per raggiungere degli obiettivi e aiutarsi per ottenere risultati che da soli difficilmente si raggiungerebbero. Una grande armonia, un lavorare tutti insieme per raggiungere, diciamo, questo percorso, questo obiettivo che per noi è molto importante, cioè passare questa parte della nostra vita insieme e aiutarci a vicenda. Melissa Cominde Candido e Daniel Morandin si sono messi insieme dal punto di vista sportivo a febbraio del 2013 e in pochi mesi hanno raggiunto i vertici nazionali e mondiali. Per noi è stato un risultato incredibile perché specialmente nella disciplina coppia e danza l'amalgama è molto difficile da raggiungere, quindi questo per noi è stato un risultato strabiliante. Questi ragazzi stanno girando il mondo perché tornati da Taipei sono stati in Spagna, in Francia, poi successivamente in Svizzera, poi in Paraguay. Al termine della nostra assemblea e della nostra festa partiranno per la Francia. Quindi sono ragazzi che girano il mondo per portare questo messaggio positivo dello sport di elevata tecnica sui pattini. Diciamo che adesso abbiamo obbligatoriamente i campionati regionali, sono obbligatori per poter accedere poi al campionato italiano. Ci sarà Daniel nel solo dance più tutta la nostra squadra, sono circa 20 atleti. Calcolate che abbiamo 3 maschi seniores, tutti formidabili insieme a Daniel, e poi a Verona il campionato regionale di coppia danza, quindi un appuntamento molto importante. Una giornata di festa per tutti, anche per le numerose autorità presenti, con il sindaco di Maserà, l'assessore allo sport del comune di Albignasico, il presidente provinciale della Federazione Pattinaggio Gianfranco Vanni, che hanno avuto modo di conoscere i traguardi raggiunti dagli atleti premiati dal presidente del CONI Veneto Gianfranco Bardelle e da Dino Ponchio, responsabile della scuola regionale dello sport. Il pattinaggio dovrebbe avere un ruolo anche a livello internazionale, cioè entrare alle Olimpiadi, perché è uno sport non solo di scenografia, bellezza, ma specialmente di grande impegno sportivo. Arrivare al livello che è arrivato Daniel vuol dire sacrificare il tempo continuamente, ogni giorno allenarsi, ogni giorno sudare, far fatica, e certamente meriterebbe di vedere questo splendido sport a livello olimpionico. Il Royal Club è emblematico perché riesce a coniugare lo sport educativo formativo giovanile con quello agonistico competitivo di alto livello, quindi esprime valori e valenze etico-morali formative e grandi risultati a livello mondiale con i suoi campioni. Quindi complimenti al presidente Sandro Morandin, a Ezia, alla signora Ezia, ma a tutto l'ambiente del Royal Club, perché fa scuola su come si deve gestire una società sportiva ai tempi di oggi. Tra i tanti atleti premiati, tra un accattivante video e l'altro della performance degli atleti, è avvenuta la consegna dei riconoscimenti, come quello assegnato al 2 volte campione del mondo e a 4 volte vice campione Daniel Morandin e alla 5 volte campionessa del mondo Melissa Cominde Candido, che con Daniel dallo scorso anno si esibiscono a livello europeo e che sono all'avanguardia nel panorama mondiale del pattinaggio artistico. Ci stiamo allenando molto, stiamo allenando quasi tutti i giorni, stiamo preparando i programmi nuovi per quest'anno. E tra poche settimane abbiamo i campionati regionali, che sono la prima gara dell'anno, poi a luglio gli italiani, e saremo al massimo della forma per ottobre, quando si svolgeranno i mondiali. Stiamo preparando al meglio, direi, ci alleniamo praticamente tutti i giorni, stiamo collaborando con i migliori tecnici federali per quanto riguarda la specialità della danza.
e abbiamo una collaborazione che ormai dura da molti anni con il maestro Giuseppe Arena, che quest'anno ha curato le nostre 2 nuove coreografie e niente, speriamo di arrivare pronti e a tutta forza per gli ultimi allenamenti prima delle gare. La tensione è sempre molta, però se durante tutto l'anno ti sei preparato nel modo adeguato ti stringono forti i denti e si farà sempre al meglio. Il segreto di una coppia affiatata è condividere molte cose e riuscire a interagire e a sincronizzarsi nel modo migliore e stare bene insieme, perché una coppia che comunque ha dei problemi o che non sta bene o comunque non ha un'amicizia o altro, non sarà una coppia duratura o comunque non riuscirà mai a dare il meglio e a trasmettere la passione. Beh, guarda, per quanto riguarda me e Daniel, pattiniamo insieme solo da un anno e mezzo, e comunque abbiamo raggiunto un affiatamento già in pochissimi mesi e abbiamo la stessa passione, condividiamo la stessa passione, facciamo sacrifici per raggiungere lo stesso risultato e comunque stiamo molto bene insieme, ci divertiamo, facciamo esibizioni, spettacoli, stage in giro per il mondo, viaggiamo insieme, quindi condividiamo tanto tempo e siamo in sintonia. Una festa che è servita anche a ricordare gli appuntamenti sportivi importanti che ogni anno il Royal Club organizza. Un posto di rilievo è l'appuntamento col Grand Prix di Prato della Valle, che accomuna tante passioni ed una miriade di atleti, così come il campionato del mondo di downhill, che si svolge nello splendido scenario dei tornanti dei Colli Ugani in comune di Teolo, che era rappresentato dal sindaco per ribadire l'impegno dell'amministrazione ad ospitare la Coppa del Mondo in programma quest'anno ad agosto, in uno scenario unico ed incantevole.